Avevo il coronavirus, ma ora mi sento molto meglio. Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene. Siamo tornati ad allenarci e il calcio sta tornando. Presto faremo ciò che amiamo di più. Paulo Dybala, impegnato nell'evento eSports Gamers Without Borders, si è lasciato alle spalle la positività al Covid-19, ma non è ancora al meglio della condizione fisica quando mancano ormai pochi giorni al ritorno in campo. La Juventus sarà la prima squadra a giocare dopo la lunga sosta forzata, di scena venerdì prossimo con il Milan in Coppa Italia nel ritorno della semifinale della Coppa Nazionale. Spero che possiamo divertirci e far divertire, aggiunge l'attaccante argentino. Penso che sarà utile perché avremo molte partite consecutive e tutti avranno la possibilità di guardare una partita diversa ogni giorno. Sarà bellissimo. È ufficiale, la Roma ha approvato un aumento di capitale di 150 milioni. Il Consiglio di amministrazione della Roma, riunitosi in data odierna, in esecuzione dei poteri conferiteli dall'Assemblea degli azionisti del 28 ottobre 2019, ha deliberato l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale, la cui esecuzione è fissata entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020, in euro 150 milioni, recita il comunicato ufficiale della società. Intanto il presidente Pallotta, con il supporto delle banche, ha prestato al club 30 milioni lordi, cifra che il numero 1 giallorosso recupererà dai futuri ricavi legati al ticketing e alle attività connesse. Il Cagliari torna ad allenarsi al centro sportivo di Assemini sotto la guida di Zenga, ma la squadra è stata costretta a fare i conti con un'importante assenza, quella di Rajan Nainggolan. Il centrocampista non ha partecipato alla sessione a causa di un problema muscolare che per ora non sembra preoccupare lo staff medico. Un vuoto pesante nella formazione rossoblù che si avvicina alla ripresa di campionato, fissata il 20 giugno nel match contro il Verona, ma forse un presagio del futuro del giocatore, che in prestito dall'Inter potrebbe presto dover lasciare la Sardegna. Ivan Rakitic non ha dubbi, il suo futuro è al Barcellona. Il croato non ci pensa proprio a lasciare la Catalogna, essendo deciso a onorare fino in fondo il contratto che lo lega al club spagnolo fino all'estate 2021. Questo, al contrario di tutte le voci che lo davano sicuro partente, è quanto il centrocampista ha dichiarato al sito T-Portal, ampiamente ripreso dai media spagnoli. Rakitic ha rivelato che 15 giorni fa ha incontrato i dirigenti del club, chiarendo che non avevano nulla di cui parlare perché non si sarebbe mosso da Barcellona. Mia moglie e le mie figlie stanno bene in città, non c'è motivo di pensare a cambiamenti, ha dichiarato il giocatore.